anche se le curve comunque mostrano la parte della campana che si sta completando, il che ci fa pensare che possa essere così. Detto questo, la pressione sanitaria è una pressione importante, perché 3.000, vi basti un dato, perché 3.000, l'ho scritto da qualche parte, forse nel posto sbagliato l'avevo scritto. Mi hai cambiato la cartellina? No, avevo scritto un appunto, no, un attimo solo lo trovo, avevo scritto un appunto. Scusate, avevo un dato che volevo dirvi. Sì, non ha cambiato la cartellina, è colpa mia. Vi dicevo, vi do un aggiornamento su un dato che dà una dimensione. Noi abbiamo avuto il picco di terapie intensive il 31 marzo, 356 terapie intensive. Oggi le terapie intensive sono 373. Quindi 3,56, 3,73, diciamo che, vedendo anche le proporzioni sui ricoverati, diciamo che le terapie intensive sono un numero importantissimo, perché sono più di 500 in totale in Veneto le terapie intensive, perché ci sono 200, a queste si sommano 207 terapie intensive non Covid. Considerate che mediamente noi abbiamo 200 terapie intensive in Veneto. Oggi, oltre alle nostre classiche, ordinarie 200 terapie intensive, ne abbiamo 373 in più. E allora, terapie intensive 3,56, 31 marzo, oggi sono queste, 3,73. Il picco invece dei ricoverati lo abbiamo avuto il giorno dopo, il 1° di aprile, con 2028. Oggi sono 3.267. Allora, 2028, 3.267, voi capite che ce n'è più di 1.000 in più. Cioè vuol dire che ad oggi che situazione abbiamo? Rispetto al picco di marzo. Abbiamo le terapie intensive, più o meno, sono 20 unità in più, scarse, esattamente sono 17 posti in più come marzo. Ma i ricoveri in area non critica sono un terzo in più, sono 1.000 in più. Da 2.000 siamo a 3.000. Quindi vedete che non c'è una proporzione sulle terapie intensive, cioè a marzo avevamo più o meno le stesse terapie intensive di oggi con 2.000 ricoveri, oggi abbiamo più o meno le stesse terapie di marzo, 17 in più, terapie intensive, ma con 1.000 ricoveri in più. Vediamo che abbiamo un paziente che ci dà anche un grande turnover negli ospedali, pazienti che non restano settimane ospedalizzati, però sono pazienti che si infettano. Allora, la pressione sanitaria comincia a essere una pressione importante. Abbiamo delle province che la subiscono ancora di più, in primis Verona, che purtroppo è la maglia nera in questo momento, ma non per demeriti, perché questa è la situazione epidemiologica. Verona avrà una contrazione importante di erogazione di servizi sanitari ordinari per far fronte al tema Covid. Anche qui spieghiamolo ai cittadini. Il Covid, avere 3.000, più di 3.000 pazienti, 3.200 è quello che è, non mi ricordo più, 3.267 pazienti, significa non avere 3.267 pazienti normali. Sono pazienti che hanno bisogno di cure intensive importanti, che hanno bisogno di team di cura che prevedono la presenza di anestesisti, che prevedono la presenza di intensivisti, di pneumologi, di fisioterapisti, di infermieri, insomma di tutta una serie di professionalità che ad ogni letto in più che si apre vengono sostanzialmente queste professionalità sottratte ad altri reparti. Alternativa qual è? Che dovremmo lasciare senza cure e nei peggiori dei casi lasciar morire delle persone che si potrebbero ovviamente curare. Questo non accadrà mai. Però è ovvio che, fatto salvo il tema delle urgenze, fatto salvo le stroke unit, fatto salvo tutto quello che sono, diciamo, gli interventi da sala operatoria, diciamo, urgenti, comprese le oncologiche, le prestazioni oncologiche, Verona va verso un'ulteriore restrizione. Qual è la situazione? Penso che voi
come professionisti della comunicazione l'abbiate assolutamente ben descritta, sia a livello regionale che a livello nazionale. La situazione è di un assembramento che ormai è una soluzione di continuità. Io l'ho predicato per giornate, al punto tale che anche le regioni che hanno avuto magari aree diverse dalla nostra hanno ripreso la crescita. Un esempio è quello del Friuli Venezia Giulia, che nonostante le 2 settimane di aree arancioni ha comunque una situazione importante. Mi sento con l'amico Federica tutti i giorni, anche più volte al giorno, e stiamo seguendo, diciamo, pari passo. A conferma che il bacino più pesantemente toccato dal Covid in questo momento resta Trentino, Veneto, Friuli Venezia Giulia, parlo della nostra zona, cioè poi a livello nazionale ci sono altre realtà, Slovenia e Carinzia. È un unicum, no? È una situazione epidemiologica che si può tranquillamente definire similare. La partita degli assembramenti è la vera partita, è quella dei contagi, no? L'ho detto a un vostro collega ieri in un'intervista, cioè non è che possiamo ridurci ai livelli di dire facciamo una legge per dirti di non buttare le carte per terra. Cioè vuol dire che il senso civico è finito. Non sto generalizzando, perché la stragrande maggioranza dei veneti le regole le sta rispettando. Nel proprio interesse vorrei ricordare, non per fare un favore a me, nel proprio interesse, perché noi abbiamo 2 interessi nel rispettare le regole, anzi 3, non ammalarci, non fare ammalare qualcun altro, fare in modo che gli ospedali non chiudano servizi normali, ordinari, per dedicarli ai Covid. Allora, se noi non abbiamo ben chiaro questi 3 interessi, la propria salute, quella degli altri, siccome stiamo parlando di un contagio, e il tema dell'erogazione di servizi sanitari ordinari, vuol dire che non ci siamo. Guardate che lo spettacolo immondo di tutto quello che è accaduto in giro per l'Italia, anche in Veneto, nonostante la crisi, nonostante il collasso che sta subendo la sanità, è indescrivibile. A noi sono arrivate segnalazioni dappertutto, le foto dei serpentoni dei parcheggi pieni ad Asiago, piuttosto che i blocchi stradali per intasamento stradale per andare nelle Dolomiti, alle città che sono state letteralmente prese d'assalto. Quando il sindaco di Treviso, Mario Conte, che incontrerò oggi assieme agli altri sindaci, si vede costretto alle 4 del pomeriggio a mettere le transenne e chiudere il centro della città, e quando gli chiedo scusa ma la conta delle persone, guarda, ai varchi noi calcoliamo che almeno 50.000 persone siano entrate nel centro storico. Nel centro storico del Treviso ci abitano 8.500 persone e tutta la città ne fa 80.000. E così Piazza Ferretto a Mestre, così il centro di Verona, così il centro di Vicenza, così il centro di Padova. Capite che alla luce di tutto questo è difficile vincere una battaglia se non c'è la collaborazione da parte dei cittadini. Vorrei anche ricordare che il divieto di assembramento in zona pubblica o aperta al pubblico vuol dire che qualsiasi locale aperto al pubblico non può avere assembramenti, in zona pubblica, piazze, strade, eccetera, è fatto divieto non per DPCM, per legge del 16 di maggio di quest'anno. C'è una legge che lo vieta. Oggi incontrerò i sindaci che ho convocato ancora, non so se venerdì sera o sabato mattina, avevo dato disponibilità anche a incontrarli domenica senza nessun problema. Abbiamo deciso di farlo oggi alle 14:30. I sindaci li ho incontrati anche l'altra volta per l'ordinanza. Sento anche da loro possono essere le idee. Di certo qualcosa bisognerà fare. Però guardate che è una sconfitta, da un punto di vista comunitario è una sconfitta, perché la risposta non può essere non è vietato dalla legge. Cioè il buon senso non è catalogabile con una legge. Non è che possiamo fare una legge sull'uso del buon senso, magari si potesse, ne faremmo una sola, no? Cioè a me dà sempre più l'impressione che, anche se pochi, ma un contingente di popolazione delega la cosa pubblica, il bene pubblico e diciamo l'interesse collettivo all'istituzione e alla burocrazia, perché questo ne viene fuori. Perché se tu non ti senti della partita,
vuol dire che ti chiami fuori dalla partita. La verità è che il contagio si diffonde grazie agli assembramenti. Guardate, è scientifica, cioè non è che possiamo pensare che il virus lo si prende solo per una volta di sfortuna o per altri motivi. La linea del contact tracing ci porta sempre all'origine, ci porta al pranzo della cerimonia o alla festa che si è fatta, piuttosto che al luogo dove c'era assembramento, a condizioni di poco distanziamento sociale o mancanza di dispositivi. Questa è la vera storia. Ed è anche immondo e vomitevole che ci sia una cultura strisciante, non imperante, per fortuna condivisa da pochi, non maggioritaria, secondo la quale questo è il virus dei vecchi e se la vedano loro. Perché è vergognosa sta posizione, ve l'ho già detto altre volte. E non può essere una giustificazione per avere l'alibi per andare in giro a creare assembramenti. Avete visto che anche, al di là del fatto che comunque questo fenomeno sta toccando tutte le città italiane, al di là del fatto che come siamo in un momento nel quale Natale comunque porta anche a questo, al di là del fatto che comunque si va anche a incentivare, ma non importa. Il vero tema è che oggi avete visto la Germania, la Merkel decide di dare il lockdown al suo paese dal mercoledì 16 al 10 di gennaio. Ovvio è che a fianco ci ha messo, come lo chiamano i tedeschi, il bazooka, no? 11 miliardi e 200 milioni di euro per ristorare al 90% le aziende. Questo è l'altro tema. È il tema dei ristori. Perché senza nascondersi dietro al dito, in questo paese, se ci fosse stata e ci fosse la certezza del ristoro, il dialogo, per quanto non proprio in discesa, ma comunque il dialogo sarebbe possibile, comunque nel momento in cui non dico 90% alla tedesca, ma arrivassimo anche al 60% o a quello che è il 65%, io sono convinto che le imprese a questo punto si rendano assolutamente conto che possono far parte di questa sfida. Quindi oggi con i sindaci discuteremo di questo. Non sarà una riunione inutile, perché noi non abbiamo mai fatto le riunioni inutili. Ne verremo fuori con una soluzione che poi vi confermerò alla volta, penso, di domani, e cercheremo di capire cosa fare, fermo restando che immagino che anche a livello nazionale qualcosa si farà. Vorrà dire che capiremo. Io ho sentito il ministro ieri mattina, a parte il fatto che il ministro io lo sento, l'ho sentito ieri mattina in una lunga telefonata, fra l'altro interrotta da gallerie e da segnale che andava e veniva, l'ho sentito stamattina presto, sì, scusate, Speranza, il ministro della salute, e certo è che la situazione è una situazione assolutamente, come si può dire, dove la pressione c'è, ma soprattutto l'aspetto più negativo è comunque che i numeri si stanno riprendendo a muovere un po' dappertutto, o quantomeno si vede che anche gli sforzi fatti rischiano di essere resi vani. Ma però io parlo di Veneto e vi dico che il Veneto ha avuto la zona gialla, anche qui finiamola con Stefandonia. La zona gialla arriva in virtù del fatto che c'è un protocollo nazionale che prevede l'applicazione di un calcolo meramente matematico che tiene in conto di molti fattori, ed è esattamente l'algoritmo gestito dall'Istituto Superiore della Sanità, che come ho detto non è il circolo della scopa, ma sono i più grandi esperti di epidemiologia, di sanità, eccetera. Per andare in area arancione bisogna avere l'R con T superiore a 1,25. Noi, da quando c'è questo algoritmo, non abbiamo mai avuto l'R con T superiore, siamo sempre scesi, tanto è vero che siamo a 0,91 in questo momento. Ma al di là di questo, penso che l'esperienza friulana, ve l'ho detto anche prima, dimostri, tanto per citare una realtà vicina, dimostri che nonostante le 2 settimane di area arancione, poi il risultato è stato quel che è stato. E soprattutto adesso le folle rendono vana tutta l'esperienza fatta, insomma, cioè e penso che questo sia il vero tema. E vedremo come fare perché avendo poi il tema anche dei ristori, pensando alle attività economiche, avendo questo con grande punto di domanda, si tratterà anche di capire
ovviamente prima viene la salute, su questo non si discute, prima vengono le misure, come le abbiamo sempre prese. Vorrei ricordare che questa regione, lasciatemelo dire, magari non ve ne fregherà niente, magari non lo scriverete, ma sarebbe bene ogni tanto ricordare che le misure più restrittive e innovative sono sempre state prese da questa regione, anche se qualcuno non se le ricorda più. Dalla creazione dell'area rossa di Vo, dalla chiusura del carnevale, dalla chiusura delle scuole. Ricordo qualche quotidiano che mi fece una campagna per una settimana successiva alle mie misure restrittive dicendo che erano inutili. Come da questa regione è nata l'idea della restrizione dei 200 metri per passeggiare da casa, non oltre i 200 metri e molto altro ancora. E siamo stati anche i primi ad aprire. Voglio anche ricordare che la zona gialla plus ha avuto un'ordinanza che è stata assolutamente innovativa, lo è ancora oggi a livello nazionale. L'introduzione del numero di clienti per metro quadrato, un cliente ogni 20 metri quadri sopra i 40 metri di superficie di vendita, la chiusura di tutti i negozi la domenica, vi ricordo che noi avevamo questa ordinanza, e la chiusura delle medie e grandi strutture di vendita il sabato. Io non ho altro da aggiungere, sono a disposizione se avete domande, poi ci sono anche gli assessori ovviamente, se avete qualcosa di specifico sono qui anche gli assessori. Magari l'assessore se vuole dare un aggiornamento sui vaccini dopo, prego. Abbiamo avuto anche la riunione sui vaccini, peraltro sabato. Altra partita importante, anche qui non vorrei che qualcuno dicesse, ma fermo baldoria, tanto adesso a metà gennaio arriva il vaccino. Vi ricordo, noi dovremmo essere in grado in una decina di giorni di vaccinare con il primo lotto, ma si fa il vaccino, dopo 90 giorni si fa il secondo, quindi vuol dire che l'immunità, chi se lo fa, se la troverà ad aprile. Quindi fino a aprile bisogna riuscire a stare in apnea, perché sennò affoghiamo. Cioè bisogna essere attrezzati. E sulla mascherina, lasciatemelo dire, approfitto anche di queste dirette, vorrei spiegare, a parte che la mascherina va portata in maniera corretta, non con il naso fuori. Voi guardate le immagini anche delle folle che vi hanno mandato nelle redazioni. Guardate quante persone hanno la mascherina col naso fuori o peggio ancora così. Questo vuol dire non portare la mascherina. Però al di là di questo, ricordo che la mascherina, se la paragonassimo, l'ho fatto questo esempio sempre in un'intervista, a un giubbotto antiproiettile, potrà fermare qualche proiettile, ma non ferma le cannonate. La mascherina ci protegge dal droplet, dalle goccioline che il nostro interlocutore emette parlando. Però se si crea l'aerosol di vapore acqueo e in mezzo a una folla si crea, la mascherina non filtra niente, respiri il vapore acqueo degli altri. Quindi se qualcuno è convinto di avere sulla mascherina e poter andare in mezzo a uno stadio, a un concerto con 80.000 persone pressate e uscirne indenne, no. Soprattutto perché abbiamo la certezza matematica che in mezzo alle 50.000 persone di Treviso c'è qualche persona positiva, c'era, e sicuramente riuscite a infettare qualcuno. Dite di no, lo vedremo, perché comunque i dati ci dicono questo. Allora, se ho visto bene le dita, Tosato, Pederiva, Giacomuzzo, Bonnet, Moscati, Chemello, Marchiori. Tosato, prego. Buongiorno Presidente. Buongiorno. La domanda è semplice, non so Prego. se la risposta lo sarà altrettanto, perché insomma prevede... La situazione in Veneto è ancora sotto controllo? Sanitaria, sì. Glielo chiedo perché da varie parti si segnalano situazioni ospedaliere al limite. Lei ha fatto l'esempio di Verona. A Verona i medici denunciano situazioni insostenibili. A Padova gli infermieri hanno segnalato di dover lavorare spesso con il pannolone, e non è una battuta purtroppo, perché nelle terapie intensive, ma anche in malattie infettive, in pneumologia, non hanno il tempo materiale di spogliarsi, rivestirsi, c'è tutta una bardatura che devono fare, perché i turni e la presenza che richiedono questi pazienti, come lei ha ricordato, non consentono di assentarsi neanche un minuto. Lei dice che il sistema ospedaliero è sotto pressione. Non è che ha usato forse un eufemismo, nel senso che
prima ha accennato alle terapie intensive occupate in questo momento. Se non sbaglio, ogni 8 pazienti di terapia intensiva richiedono nelle 24 ore 10 medici e 24 infermieri. Se il numero sale ancora, forse c'è qualche problema di tenuta effettiva del sistema. Concludo dicendo, ma glielo segnalo, che il segretario nazionale della NAO, pur senza citarla, dice che la colpa non è dei cittadini, ma di chi si ostina a mantenere la zona gialla nonostante contagi, ricoveri e morti da zona rossa. Per giunta con il numero dei letti di terapia intensiva dopato. Siccome non è la prima volta che viene fuori sta polemica, io ho cercato di capire. L'accusa non riguarda il fatto di avere alterato il numero ovviamente dei posti letto o delle apparecchiature. Loro sostengono che la dotazione di terapie intensive è una dotazione nominale perché non ci sarebbe mai un organico sufficiente ad alimentarle, a meno di non cacciar via dagli ospedali tutti gli altri pazienti. Mi scusi la lungaggine No, ho capito, guarda. della domanda. Allora, io andrei per gradi. Le situazioni di pressione ve le ho sempre dette, per cui penso che non ci siano dubbi. Che con 3.267 pazienti sia una passeggiata, questo è altrettanto vero. Dopodiché le situazioni specifiche dei reparti, immagino che le condizioni di lavoro non siano delle più felici in questo momento, questo poco ma sicuro, siamo davanti a una pandemia mondiale. La situazione poi dei singoli reparti non lo so, tu hai segnalato delle situazioni, ci sarà il dottor Flor, se stavi parlando dell'azienda ospedaliera, che verificherà, cioè non so se lui è a conoscenza di queste cose, non te lo posso dire, non mi occupo di questo. E di certo i nostri operatori stanno facendo un lavoro ciclopico, poco ma sicuro. Per quanto riguarda le definizioni di area gialla, di cosa, questa sta diventando un tormentone, ne prendiamo atto, cosa volete che vi dica? Cioè, ci hanno dato la zona gialla per i nostri parametri e se qualcuno dice che è sbagliata, vorrà dire che dice che l'algoritmo dell'Istituto Superiore della Sanità è sbagliato, cioè non so cosa dirvi, cioè fra l'altro non siamo gli unici, quindi non so neanche a chi si riferisse, perché ci sono altre realtà con la zona gialla, quindi bisognerebbe capire a chi si riferiva. Per quanto riguarda le terapie intensive, questo è un piano fatto dai tecnici. Anche qui, finiamola con queste vulgate, ma non lo sto dicendo ad Anao, lo sto dicendo in generale, di far credere ai cittadini che si mettono là Zai e 2 o 3 assessori e decidono tu qua, tu là. Cioè, questi sono tutti aspetti tecnici che non prevedono la nostra competenza, una competenza tecnica. Ma vi abbiamo sempre detto nel presentare il piano delle terapie intensive, che è cartografato con tanto anche di postazioni sulle planimetrie, che l'aggressione per aprire le terapie intensive, e potete solo dire che è vero, vi ho fatto l'esempio di 111 posti delle sale operatorie, che vi ho sempre detto, guardate che poi bisogna chiudere blocchi operatori per destinare alle terapie intensive. Quindi se si parla del Veneto, se mi dite che le 1000 terapie intensive le apri senza toccare l'organico esistente degli altri reparti, non è una novità, c'è scritto dappertutto. Dopodiché io penso che in un momento come questo, lasciatemelo dire, cioè gli apporti dovrebbero essere anche collaborativi, no? E costruttivi. Vedo che da primo giro abbiamo avuto addirittura, siamo stati denunciati per aver messo a repentaglio la vita dei medici perché non davamo i dispositivi, quando tutto il mondo sapeva che i dispositivi non c'erano. E adesso prendiamo atto che io ho visto una cosa col Covid, che quando sei in difficoltà tutti hanno qualcosa da dire. Quando va bene, tutti spariscono. Vedremo alla fine, faremo un bilancio, cosa volete che vi dica? Pederiva. Grazie, buongiorno Presidente. Buongiorno. Allora, decretato il fallimento sociale ed è molto triste, ma tant'è, ne dobbiamo prendere atto e tornare a giocare a guardie ai ladri, perché evidentemente questo è
il regime che viene chiesto da una parte dei nostri concittadini. E volevo chiederle, immagino appunto che non possa anticiparci una decisione che non può essere anticipata prima di essere presa per l'appunto. Le chiedo però la sua di proposta, cioè andrà dai sindaci, li incontrerà in E videoconferenza lo dirò ai oggi? sindaci. Ci faccia capire, nel senso che rischia di essere un po' un segreto di Pulcinella Ma nel momento in però cui non è corretto che io dica quello che devo dire ai sindaci prima. nel momento in cui il governo in queste ore è riunito in un vertice, sta parlando di restrizioni per i prefestivi e i festivi. Potrebbe essere un'idea questa di ragionare appunto su La 24, base? 25, 31 Beh, è primo? ovvio che è la base, no? Il- Però mi fermo qui, non abbiamo delle idee abbastanza, diciamo, compiute, è giusto che ci confrontiamo con i sindaci. Quindi questa è la base di partenza. Per quanto riguarda invece le saturazioni a cui faceva riferimento prima, Scusa? le saturazioni Sì. di strutture sanitarie, se ci può spiegare cosa potrebbe accadere in provincia di Verona come Ma che restrizioni ci sarà nell'erogazione? un'ulteriore contrazione almeno del 30% mantenendo ovviamente le urgenze dei servizi erogati. In maniera lineare o per No, vabbè, specialità? no, cioè, ci sarà, cioè, non siamo noi a decidere queste cose. Il dottor Cobello ci ha annunciato che avrà oggi la riunione con i direttori di dipartimento, con i primari, e cercherà di affrontare un piano. Guardate, qui c'è poco, perdonami, approfitto della tua domanda. Anche qui c'è poco da avere una visione eroica. I pazienti ci sono e tutti i giorni 20-30 ne abbiamo in più. Quindi è ovvio che pian piano si va al punto di non ritorno. Per ora, come abbiamo sempre dimostrato, si è riusciti a garantire le cure a tutti. E a questi ci aggiungete tutti quelli che sono nel domiciliare, perché di quelli non si parla mai. Sono quelli che comunque contattiamo al telefono, dove le USCA dove le USCA vanno. Quante sono le USCA? 300? 487 medici abbiamo assunto per le USCA e sono medici, diciamo, c'è un plotone di medici che si occupa di tutto questo. Numeri impensabili a un anno fa, cioè numeri impensabili. Ci sono altre province dietro Verona che rischiano questo tipo di restrizioni? Ma in questo momento abbiamo Verona sicuramente che dovrà ancora aprire, ho visto i dati stamattina, aprire ancora qualche postoletto di terapia intensiva per garantire il turnover. Poi c'è Treviso, ma per ora a posti, che tra quelle che hanno meno posti, ma meno posti, attenzione, tra quelli attivati poi ci sono quelli da attivare, vorrei perché il piano va avanti. E poi ci sono delle province, ad esempio Belluno era in discesa, adesso ha ripreso. Rovigo è stabile, Venezia ha virato verso il basso, quindi sta rientrando. Padova resta ai limiti della fascia 5, per cui tutte hanno comunque, si vede che sono alla parte alta, la curva ormai è ben disegnata, no? Si tratta di capire quanto ampia è questa parte alta, perché prima o poi andrà giù. Treviso, in particolare Montebelluna, se non sbaglio, segnala una saturazione invece delle camere mortuarie, quindi siamo sul fronte dei decessi. Questo Qual è la situazione? lo dovete chiedere al dottor Benazzi, che fra l'altro so che faceva una conferenza stampa stamattina alle 11. Chiudo un ultimo flash tornando al tema delle restrizioni. Per una questione di... Ma scusa, anche la Sì. restrizione, perdonami, delle camere mortuarie, io non ne so nulla ovviamente, Cioè, quindi faccio un ragionamento. Se muoiono purtroppo tante persone e la camera mortuaria, come l'ospedale, come il parcheggio, come tutto, è dimensionata per degli standard, finisce che la camera mortuaria va in saturazione. Allora, cioè, mi sembra, si perdoni, mi sembra anche comprensibile che se ci sono più morti dei posti della camera mortuaria va in congestione. Punto, mi fermo qui. Sì, era da capire perché ci sono così tanti morti in quel frangente. Non so se c'è uno studio, so che la dottoressa Russo doveva fare uno studio epidemiologico in questi giorni. Non te lo so dire, nel senso anche qui, perché muore tanta gente di Covid? Cioè, ragazzi, se qualcuno avesse la soluzione, avremmo molte più persone vive, no? Nel senso che, vedete, arriva, entra nelle case, ci si ammala, qualcuno purtroppo non riesce a guarire e ci sono le mortalità, cioè non è questi picchi, chi li saprà descrivere?
li vediamo a livello internazionale, non ce l'avete descritta tutti, l'efficienza della Germania. Quanto è stata decantata sui giornali nazionali il fatto che se avessimo fatto le scelte sanitarie della Germania oggi non saremmo così? Sì o no? L'ho letto per mesi io questi argomenti. Che la Germania era piena di terapie intensive, che la Germania era piena di posti letto, che l'Italia aveva fatto tutti gli errori, eccetera. La Germania ha annunciato un nuovo lockdown. E attenzione, arriva un nuovo lockdown con restrizioni che sta portando avanti da 3 mesi. Cioè in Germania già le restrizioni, quelle che noi, delle quali abbiamo parlato spesso e mai fatte, ecco, la Germania le sta portando anche avanti. Tutto qua. Ultimo flash mi taccio, tornando al tema appunto delle restrizioni in vista delle decisioni che saranno assunte. Pensa che per una questione così di anche coerenza comunicativa, di semplificazione, sia il caso di lasciar perdere la richiesta sugli sconfinamenti comunali a Natale, Santo Stefano e Capodanno, nel senso che a quel punto se bisogna stringere si stringe su tutti i Ma fronti? guarda, allora, capiamoci anche su sta roba così evitiamo che qualcuno vi venga a disturbare che avete altro da fare. Quando noi abbiamo contestato la storia del 25, 26 e primo, contestazione per la quale il CTS ci ha dato ragione, ricordo, non era di merito, cioè di dire, boh, siamo contro le restrizioni, questo ve l'ho sempre detto. La contestazione era perché dal punto di vista sanitario non stava in piedi, sapendo che avevamo confini comunali in metropoli da 3 milioni di abitanti, 2 milioni di abitanti, e quindi abbiamo detto, ma che restrizione è? Cioè la garantisci al piccolo comunetto, ma finisce che metropoli come Milano, Roma, Palermo, Torino non la vedono neanche la restrizione. E queste metropoli, assieme alle grandi città, valgono almeno un quarto dei cittadini italiani. Quindi a tutti noi fa tesoro che se la restrizione deve essere sanitaria, deve essere per tutti, perché altrimenti io mi difendo dal virus e c'è qualcun altro che me lo coltiva quei 3 giorni. Questa è l'unica considerazione. Che non si dica mai che prima volevamo le aperture e adesso vogliamo le chiusure, perché se no andate a prendervi le dichiarazioni che ho fatto e sono quelle che vi ho detto oggi, sempre. Del resto, guardate, vorrei ricordare che io con la mia ordinanza, mentre tutti facevano baldoria, ho chiuso tutti i negozi la domenica. Cioè, nessuno si ricorda più, e non più tardi di un mese fa, 20 giorni fa. Giacomuzzo. Buongiorno Presidente, quando Buongiorno. Scusa annunciato... Cristina, si è aggiunta una collega da Canal? Eccola là. Boh. Scusate ma non ti avevo visto. Scusa. Quando ci ha annunciato che il Veneto è entrato nella fase 5 di allerta 5 sanitaria, aveva spiegato che stavate valutando l'ipotesi di creare degli step perché è ampio il percorso. Ci può spiegare a che punto siamo di questi step? Ma no, ma Quanti sono stati fatti, non siamo ancora nella prima fase, sono stati fatti quantomeno come piano, ma adesso non te li so dire. Comunque, guarda, tanto perché qualcuno non abbia il dubbio che sia un annuncio che mai avuto seguito, sono stati fatti e sono anche passati al CTS. Per cui adesso con i tempi che avremo faremo anche una presentazione, insomma, perché vi ricordo che la fase 5 va da 2.500 pazienti a 6.000. Quindi capite che se hai 6.000 pazienti Covid forse non ci arrivi neanche, perché se hai solo quell'obiettivo lì vuol dire che siamo veramente deserto, perché avere 6.000 pazienti Covid in ospedale vuol dire avere più di 1.000 terapie intensive, vuol dire assolutamente... Quindi siamo ancora al primo gradino. Sì. L'altra cosa, l'ordinanza che ha in mente lei ricalcherà lo stile della precedente, quindi cioè condivisione col sindaci, però poi dire decido io regione per tutti in modo tale che sia Ma noi diamo supporto giuridico alle decisioni, non ci siamo mai tirati indietro. Ripeto, perché ve lo dico? Perché a me mi spiace anche vedere a volte dei commenti di gente che parla per dare aria alla bocca, no? Cioè, vi dico, ma se abbiamo fatto noi un'ordinanza per chiudere i negozi la domenica, le medie e grandi strutture, e addirittura imporre il numero di clienti che non serviva a fare, cioè non era obbligatorio farla. L'abbiamo fatta in tempi non sospetti, adesso ci venite a dire che non abbiamo coraggio di fare le ordinanze, dai. Ok, quindi noi ci Il aspettiamo. problema mio è uno solo, che l'assembramento, Cristina, è vietato per legge. E quindi pongo un'altra questione, ma i controlli chi è che li deve fare? Noi non abbiamo le forze di polizia. Cioè, l'assembramento in area pubblica o aperta al pubblico è vietato per legge. Decreto legge, mi sembra 38 del 16 maggio 2020.
33 del 16 maggio 2020. Per cui dobbiamo vietare l'assembramento, faremo un'ordinanza che impone l'applicazione della legge di maggio. Un'ultima domanda, Presidente, mi scusi. Prego. Per quanto riguarda il tracciamento, Sì. con l'aumentare di nuovi casi positivi è sempre più in crisi, è sempre più in difficoltà. I casi di persone, le segnalazioni sono tanti che aspettano o proprio non sono stati chiamati. La famosa app potrebbe essere una soluzione? La mettete in campo? La No, famosa app perché- è pronta, si è deciso di non farla partire, intanto perché c'è un confronto con i medici di base, perché comunque il riferimento resta sempre il primo interlocutore sul territorio al medico di base. Due, a parte questo, ma non è colpa dei medici di base, perché qua bisogna stare attenti a tutto quello che si dice. Il vero tema è che in un momento come questo farla partire ci manca solo l'inghippo dello startup della app che non funziona, gente che pensa cioè, capite che abbiamo evitato di... Dopodiché ragazzi, anche qui, cioè, siamo tutti cittadini, no? Prima che professionisti. Cioè, dobbiamo capire che qualsiasi servizio, oltre un certo limite, non può più garantire la qualità del servizio di base. Cioè, io mi metto nei panni di chi è a casa che aspetta la telefonata, ma avendo quasi 100.000 persone positive, fate un po' voi. Cioè, la logica dei numeri ci insegna da sola che è difficile mantenere il contatto con tutti. Però nessuno ha avuto il diniego al ricovero, questo mi interessa che sia scritto. E nessuno ha avuto rifiuto delle cure. E se avete notizia ce lo dite, perché a questo punto chiediamo conto a chi doveva garantirle. Marco Bonnet. Sì, Presidente, buongiorno. Sempre Buongiorno. in tema di tracciamenti, volevo capire, nelle scuole è cambiato qualcosa rispetto a quello che sapevamo? Quali sono i protocolli che vengono attuati? Perché io ho segnalazioni di classi in cui ci sono casi di bambini positivi e la classe però non viene tamponata, cioè il bambino viene messo in quarantena. Bisognerebbe sapere, Marco, qual è la scuola. Quella di mia figlia. Nel Sì. senso che lì è successo questo, per andare nel concreto, caso di bambina positiva in una classe, e la bambina è stata messa in isolamento a casa, e però il SISP ci ha detto che è necessario che siano positivi almeno il 40% dei bambini per fare la DAD. No, per la fare la DAD. Ah. Però il quesito che sono posti alcuni genitori è, che a me sembra sensato... Ma i bambini sono stati tamponati? No. No. A me non risulta. Allora, Questo qui... lo chiedo perché è diverso da quello che è successo 2 mesi fa. Qui? Provare a rintracciare, Cioè, perché se c'è la dottoressa Russo vi facciamo Cioè rispondere. 2 mesi fa, caso di bambina positiva, tutti i bambini a fare il rapido con la procedura che sappiamo. No, la procedura nostra è sempre stata quella, non l'abbiamo mai cambiata. Okay. Che non è stata mai cambiata, che è quella appunto, il caso positivo, noi facciamo il tampone a tutta la classe, tampone rapido a tutta la classe, se non ci sono altri casi positivi, quindi non c'è un caso secondario, ma c'è solo quel caso primario, possono continuare a rimanere in classe con la mascherina, perché sapete che era stato indicato a livello nazionale che rimangono in classe con la mascherina anche in forma statica. Mentre le scuole, gli servizi educativi 0-6, quelli rimanevano a casa. Lì ma era normativa nazionale. Qui però non siamo in 0,6, siamo 6. No, però era normativa nazionale. Questo non abbiamo mai cambiato. C'è la dottoressa Russo adesso. Non abbiamo mai cambiato, quindi Ti spiace riformulare dopo la domanda? Quindi dobbiamo solo verificare la scuola perché non c'è stato fatto il tampone a tutta la classe, perché oggi le istruzioni sono quelle. E questo è strano e grave. Invece il caso secondario, come diceva l'assessore, vanno a casa tutti. Però Presidente, mi scusi se mi intrometto, però il caso sollevato da Marco non è il primo, perché a me ne sono stati anche già sollevati. Bisogna avere i nomi delle parecchi scuole però, generi. ragazzi. Cioè bisogna che avere assolutamente il nome della scuola, perché sennò Va bene. non è cioè, inutile, se no discutiamo in maniera teorica. Al di là del caso di specie, a me interessava capire se c'era stato un cambio di protocollo, No, che non c'è stato. No. Però è comunque grave. È comunque grave perché è un disservizio e a noi interessa. Però vedete anche questa storia delle scuole, mi permetto di dire, approfitto Marco della tua domanda, è secondo me
azzardato e sbagliato in una situazione epidemiologica nella quale il mondo, o meglio l'Europa, si sta riorientando ai lockdown, aprire le scuole. Perché guardate che le infezioni scolastiche, nella parte di scuola aperta, nella parte di scuola, voi sapete che noi dalle medie in giù siamo con le scuole aperte. In quella fascia lì abbiamo le infezioni, che sono infezioni di bimbi o di ragazzi che diventano grandi diffusori asintomatici o pauci sintomatici nel peggiore dei casi, che poi vanno dai nonni, dagli zii, da mamma e papà, e qualcuno poi ha la peggio. Io non ce l'ho con la scuola. Dottoressa, buongiorno. Grazie Paolo. Mettiamo una sedia per l'assessore. Si accomodi. Paolo, sentate su. Libera la sedia. Dicevo, non ce l'ho con la scuola, che sia chiaro, la scuola deve essere in presenza. Però resti anche gli atti che io ho sempre detto che la scuola va messa in presenza nel momento in cui abbiamo una situazione epidemiologica sicura. Lo dico nell'interesse di tutta la comunità. Allora, magari se riformuli la domanda e così liberiamo la dottoressa Russo. Allora, dottoressa, buongiorno intanto. E allora, io avevo chiesto questo, se c'era stato un cambio di protocollo nell'approccio dei positivi a scuola, perché c'è un caso nella scuola di mia figlia, lei ha 7 anni, quindi parliamo di scuola elementare, in cui c'è stato un caso di positività di una bambina e la classe non è stata tamponata. La bambina è stata messa in isolamento a casa e la classe ha continuato a fare scuola esattamente come la faceva il giorno prima. A distanza di un po' di tempo c'è stato un altro caso di positività di un altro bambino e di nuovo il bambino è stato messo in isolamento e dalla classe non sono stati fatti i tamponi. Per cui, siccome in quella stessa classe, a fronte di un precedente caso di positività, invece era stato attivato il protocollo per cui tutta la classe era stata fatta tamponare 2 volte a distanza di tempo, i genitori si chiedevano se sono cambiati dei protocolli, perché, e concludo per dare il quadro completo, la scuola interrogata, che a sua volta dice di aver parlato col SISP di Treviso, ci ha detto che queste sono le indicazioni che arrivano dal SISP e che la DAD scatta solo con il 40% di bambini positivi in classe. Però giustamente i genitori si dicevano, se non li tamponiamo, come facciamo a sapere se sono il 40%, l'1% o il 3%? Grazie. No, allora, il protocollo che abbiamo presentato qui l'altra volta, qualche tempo fa, quando l'abbiamo avviato, non è stato modificato. Quindi, a seguito di un caso positivo, viene fatto il tampone alle altre... Scusate. A seguito di un caso positivo viene fatto il tampone agli altri compagni di classe. Se ci sono altri positivi, tutta la classe, significa che il meccanismo, diciamo, di contagio sta cominciando a diffondersi, per cui noi mandiamo a casa tutti i bambini. Se invece sono negativi, abbiamo detto che questi gli viene consegnato una sorta di, come si può dire, una serie di regole di comportamento, le avevamo condivise e spiegate in maniera, mi pare, abbastanza chiara, e quindi loro seguono questo tipo di percorso e naturalmente se qualcuno dovesse presentare sintomi poi viene testato, però non è stato cambiato e non mi risulta neanche il 40%, non so neanche di quale SISP sta parlando. Ecco, vabbè, verifichiamo. Dov'è la scuola? Sì, va bene. Comunque il protocollo al momento è lo stesso. Certo, può essere, no, cioè le indicazioni sono rimaste le stesse. Se casomai vuole anche rimanere poi l'assessore parla dei vaccini, parlate tutte e due dei vaccini. Proseguiamo con Moscati, poi Chemello. Sì, buongiorno Presidente. Ritornando sulle visite, diciamo, del 25-26 ai parenti stretti, Sì. c'era arrivata da parecchie persone la proposta di farsi il tampone, perché al di là dei chilometri, cioè se uno, come lei giustamente ha detto, non è una questione se uno abita in un comune o nell'altro, ma il fatto che tu devi andare in sicurezza dai parenti e nessuno vuole contagiare o essere contagiato. Per cui la proposta era quella di farsi in autonomia i tamponi. Io ho sentito alcuni laboratori qui
uno di Padova, poi di Mestre, eccetera. Al di là del range del costo, che va dai 15 euro ai 45 per quando se viene fatto a domicilio, ma al di là del costo hanno disponibilità di farlo e lavoreranno anche tutto il 24 per questo, e hanno già avuto delle prenotazioni proprio nei giorni a ridosso di Natale. È una proposta fattibile quella di avere questo tampone negativo per poter andare dai parenti, cioè in luoghi chiusi oppure anche nei ristoranti? Ma guarda, io penso che per colpa di pochi, chi si è messo d'impegno diciamo, ha controllato le regole, ha rispettato le regole, ha rispettato il distanziamento, rischia di subirsi restrizioni ancora peggiori, se non lockdown parziali o totali, proprio perché qualcuno non le ha rispettate. Per dire cosa? Per dire che anche questa storia del tampone potrebbe essere una soluzione, ma in una situazione in evoluzione così, con l'immagine che abbiamo visto anche questo fine settimana, penso che sarà sempre meno praticabile. Si dice a Natale in famiglia, te lo fai proprio in famiglia a questo punto. Ma tu Chemello, TGR Veneto. Sì, buongiorno Presidente. Io volevo chiederle di questa ordinanza della quale discuterete con i sindaci, cioè che tempi ci sono poi per l'applicazione? Immediati, velocissimi? Sì, buongiorno. Io penso proprio di sì, cioè, se va da martedì a mercoledì. Cioè, voglio discuterne con i sindaci perché hanno il termometro delle loro città, ne ho già sentiti alcuni, e c'è al di là di qualche propostina che ho sentito, chiudiamo i medie e grandi strutture di vendita, ma non cambia niente, cioè non è che uno non va in centro perché è chiusa la media struttura di vendita o grande struttura di vendita, cioè purtroppo dobbiamo uscire anche da questa ottica. E poi considerate che anche la chiusura, faccio l'ipotesi, no? La chiusura dei negozi la domenica, un'ipotesi, dovrebbe comunque avere a fianco una norma che vieta la passeggiata, perché potrebbe esserci anche il fenomeno di dire, beh, ma i negozi sono chiusi, ma non è vietato andare. Ormai abbiamo capito che si ragiona così. Cioè, è una roba allucinante, avete capito? Guardate qui, ve lo ricordate quando ho detto in tempi non sospetti 3 mesi fa, guardate che è cambiato lo spirito, non c'è più lo spirito di marzo, e attenzione che il problema non lo possiamo gestire a ordinanze e a DPCM, perché da qui ad aprile è lunga la strada. Si sta esattamente verificando quello che vi ho detto, che la partita del Covid è un problema di chi è in ospedale, pazienti o operatori. Questa è la verità. E un'altra cosa, proprio in merito a quello che ha detto, lei ha detto è sbagliato riaprire le scuole se non ci sono le condizioni di sicurezza. Cioè cosa vuol dire? Che al 7 di gennaio potremmo avere le scuole chiuse, cioè continuare con le superiori chiuse, oppure proprio pensa di chiudere tutto? No, allora innanzitutto la scuola non dipende da noi, questa è la prima cosa da dire, la scuola dipende Sì, però il vostro punto di lei porterebbe questo, No, diciamo, io come tema nella conferenza abbiamo col sempre governo? sostenuto, dati alla mano, esperienze internazionali che lo dimostrano, prima fra tutte Israele, che quest'estate ha già vissuto questa storia simile a quella che sta vivendo l'Italia, che tu le scuole le apri nel momento in cui la tua situazione epidemiologica è tranquilla. Beh, ma la Francia però non ha fatto così. La Sì, Francia le ha infatti la sempre Francia, tenute avete aperte. visto i numeri della Francia? Sì, Cioè vabbè. tutti a dire queste robe la Francia non ha fatto, ma gli avete neanche visti i la numeri? Germania non ha fatto Ah, li avete visti i numeri? Certo, però allora la mia domanda è la voce che porterà come Veneto Ma che se non è la quella che non si riapre, che si si chiudono anche quelle che adesso sono aperte. No, che la situazione, no, siccome c'è una proposta di apertura per il 7 gennaio del 75%, delle superiori, sì. Diciamo che attenzione, perché se cioè, considerate che noi andiamo a aprire le scuole mentre la Germania è in lockdown, cioè bisogna veramente che sia ripulita la situazione. Questo ti dico, sai, cioè non aggiungo di più, è una mia impressione, ma l'ho sempre detto, cioè non è una novità di oggi, perché rischia di diventare un totem da battaglia politica quello della scuola. Io non voglio neanche entrarci. No, è che penalizza chi non c'entra, insomma, che è sempre rimasto a casa probabilmente. Ho capito, ma sai quanta gente non apre più il negozio, non fa più fatturato, resta a casa dal lavoro perché c'è il Covid? Ce ne abbiamo 60.000 persone che non hanno più posto di lavoro in questo momento in Veneto, e non sappiamo quante non ce l'avranno più quando si toglierà il blocco dei licenziamenti. Cioè non è che stiamo chiedendo, cioè, è un sacrificio per tutti.
però altre soluzioni non ce ne sono. E comunque non voglio mettere altra carne sul fuoco, vi dico semplicemente che se il 7 si apre le scuole in una situazione come questa, e vi invito ad andare a guardare i dati tutti i giorni di tutte le regioni italiane, ho l'impressione che ci facciamo male. Grazie. No, grazie a te. Marchiori. Sì, buongiorno Presidente. Buongiorno. Allora, lei prima ha detto l'assembramento è vietato per legge, ha citato anche proprio la data precisa. Allora, da che mondo è mondo, quando si infrangono le regole, le leggi, si viene puniti, ok? Anche sanzionati. Quindi quello che io le vorrei chiedere, è possibile che lei dopo questa riunione o nel corso di questa riunione tra le proposte ci possano essere anche delle sanzioni che vengono decise o a livello regionale o a Ma sono livello già dei decise in sindaci? legge. Sì, ma non vengono applicate perché se tutti continuano... La legge è nazionale. Sì, Prevede dai 400 ai 1000 euro di multa. sì, però evidentemente... Noi non abbiamo forze di polizia, quindi non dobbiamo somministrarle noi queste sanzioni. Cioè, le forze di polizia sono o governative o degli enti locali. Ma non sto accusando nessuno, dico semplicemente che il cittadino non è che deve arrivare all'autovelox per rallentare. Cioè, allora, abbiamo visto che in Italia, quando è entrata in funzione la patente a punti, è cambiato lo scenario della sicurezza stradale. E faremo la patente a punti per il Covid, cosa volete che vi dica? Cioè, non lo so. Ok, poi un'altra domanda. C'è arrivata una segnalazione che però insomma include anche un po' altre richieste. Una persona dovrebbe venire dalla Polonia in Italia per un matrimonio. Ha fatto il tampone a Varsavia e è risultato negativo. Vuole sapere se lei è obbligata comunque a fare la quarantena quando poi arriva in Italia. Per poi... Allora, guarda, rispondo a lei per rispondere a tutti, perché Sì, sta diventando anche questo un problema. infatti. Per dare la risposta, sai cosa faccio io? Vado su internet. Punto. Cioè io a volte mando i link di risposta. C'è Tosatti, manco quello. Cioè io non so come funziona. Dovrei andare su internet, aprire, vedere Polonia, cosa è previsto. Cioè, questo è quello che bisogna fare. Cioè, vedi che siamo ufficio scomplicazioni. Richieste ce ne arrivano tantissime. Vabbè, bisogna andare quindi... su internet. Va bene. Poi No, nel senso che se poi c'è qualcosa di complicato, ad esempio una complicazione c'è stata con la Gran Bretagna, perché c'è stato ante 21 di dicembre l'arrivo, post 21 dicembre, la quarantena, non quarantena, però ormai sostanzialmente tutte le nazioni si regolano con il tampone in partenza, l'antigenico di partenza per prendere il volo, e quando arrivi in Italia, se l'Italia non prevede la quarantena, ti segnali ai servizi di prevenzione, giusto, e finisce lì. Però nel caso specifico bisogna vedere, lei sa qualcosa della Polonia? No, perché ci sono tutta una serie di paesi, per ogni gruppo di paesi ci sono, insomma, per ogni gruppo di paesi ci sono delle misure. In linea di massima il tampone prima della partenza sicuramente. Se il tampone è negativo, per alcuni paesi, ma non mi ricordo se c'era insieme la Polonia, non era necessario poi fare la quarantena. Per altri invece sì, però insomma, come dice il Presidente, se è talmente complicato che bisogna andare a vedere ogni volta il raggruppamento a cui fa riferimento il DPCM. L'altro giorno, Ilaria, abbiamo mandato un documento con tutte le zone. Sì. Potreste girarlo a tutti quelli che vi fanno la domanda e lo facciamo apposta. Va bene. Ok, poi la prossima domanda ce l'ho per la dottoressa Russo. Poi vi lascio la dottoressa. Ok, grazie. Grazie. Da Canal, se ti puoi avvicinare a un microfono ti ringrazierei. Eccomi. Buongiorno Presidente. Sì, allora, buongiorno. una domanda che riguarda i test fai da te. Qualche giorno fa Aspetta lei... che stai impallando una telecamera. Povero Anto. Magari non sono neanche piccolina e Cristina, magrolina. dagli mezza sedia. Dai. Grazie. Grazie. Grazie mille. Allora, la domanda riguarda i test fai da te. Effettivamente. Sì. Qualche giorno fa lei ha detto che nel resto del paese sostanzialmente non c'è interesse verso questa cosa che il Veneto invece sta sperimentando. Volevo capire a un mese dalla presentazione i tempi e se questa sensazione sta frenando questo progetto. Ma guarda, lo si capisce dalle vostre domande, no? Cioè, fondamentalmente, se io immaginassi che si potesse già comprare un test fai da te, molte delle domande o non ci sarebbero più o sarebbero cambiate come impostazione. La signora prima chiedendo del pranzo di Natale, qualcun altro chiedendo della scuola,
o altre cose, perché se Marco Bonet avesse il test in casa, dice quantomeno mi tranquillizzo, e così per molte altre domande che avete fatto. Non vedo fermento, però vedo che su internet ti puoi comprare i test ormai, che puntualmente vengono segnalati alle autorità. Andate a navigare, scrivete test rapido Covid, antigene Covid, e vi trovate, anche stamattina mi hanno mandato dei link dove si comprano, fra l'altro anche senza grosse spese. E quindi le multinazionali stanno trasformando, le grandi multinazionali, il test rapido, il tampone rapido stanno trasformando in baby, che esattamente nel momento in cui sarà autorizzato diventerà un fai da te. Quindi il baby non è più invasivo come l'altro tampone, perché va semplicemente nelle narici, in fossa nasale. Quindi capite che l'evoluzione c'è. Noi stiamo andando avanti con Rigoli, mi ha detto che sta continuando la sperimentazione, il comitato etico, eccetera. La Emilia Romagna ha fatto una bella iniziativa con 2 milioni di test rapidi, baby, non in autosomministrazione, ma con una somministrazione vigilata, che è l'ultima frontiera, diciamo, no? Che è la via di mezzo tra la somministrazione da parte di un professionista e l'autosomministrazione. Il mondo va in quella direzione. Noi arriveremo da buoni ultimi, come al solito. Senta, sul mercato ci sono vari test, anche rapidi, importati dalla Cina. Sono È un tutti periodo... serologici, però, i fai da te che danno, No, non sono fai da te, passano attraverso un personale, diciamo, comunque medico. Per dire, ho qui con me una scatola che mi ha affidato la società di calcio Città di Mestre Calcio a 5, e li ha comprati da una di quelle società che vendono elettromedicali, e attraverso il medico della società. Però mi dice, per esempio, che loro li fanno ai loro atleti per gli allenamenti e prima delle gare, ma non hanno alcuna validità. Come devono essere considerati questi test? È vero, in teoria non si potrebbe neanche fare, però a meno che non ci sia somministrazione da parte di un medico e diciamo, personale, diciamo, formato e autorizzato a farlo. Però è pur vero che il mondo è globale, il mercato è globale, cioè, quindi pensare di poter frenare un fiume in piena, che è quello della diagnostica, del testing, con le norme, è impossibile, perché poi il cittadino se li procura in maniera altra. Però vi dico, fatevi una ricerca su internet, li trovate, vendita online, senza tanti problemi. E questo sfugge alla tracciabilità, ovviamente. Beh, ovvio. Però si presume sempre che se uno è positivo, adesso finiamola anche con questa fandogna, e la tracciabilità è la base, cioè qui c'è la massima esperta, però la fandogna qual è? Che se tu sei positivo, qual è il primo pensiero che vi viene se siete positivi? Di chiamare il medico, di capire cosa succede. È già una tracciabilità anche quella. Cioè comunque c'è un contatto con un clinico, non è che uno sta lì a dire prego 10 giorni non mi succede niente e vado a lavorare. Quello è un incosciente, è un irresponsabile, c'è anche quello. Ma quello, se fosse positivo col tampone molecolare tracciato, magari va per strada lo stesso. C'è già capitato, Anzi. Una previsione invece sui tempi del test fai da te? Rigoli, adesso che ha chiuso la partita del comitato etico, non so, penso che riesca a mettere in fila tutte le carte nel giro di un paio di settimane. Poi deve mandarlo al Ministero della Salute, dove c'è la sezione autosomministrazione. Sono quelli che autorizzano tutti i presidi medici in autosomministrazione, cioè i vari test, le robe che si possono acquistare come cittadini in farmacia per la diagnostica, ad esempio, no? Tutto qua. Io avrei finito il giro di domande, se non ce ne sono altre. Tosato, poi sì, prego, mi pareva Filippo. di capire che c'era qualcuno per l'assessore Lanzarin, vero? Sì, poi lascio per i vaccini. Sì, una domanda e una sollecitazione. La sollecitazione è molto semplice. Lei oggi incontrerà i sindaci. Ci sono sindaci, non tanto di capoluoghi, ma anche di città medio-piccole, che non diffondono i dati in loro possesso. E francamente questo non mi sembra un contributo né all'informazione né soprattutto alla sensibilizzazione dei cittadini, perché ormai abbiamo paesi di dimensioni 10, 15, 12.000 abitanti nei quali purtroppo la percentuale dei contagi è elevata, non si capisce il silenzio in materia, magari informando i cittadini della entità di questo rischio si avrebbe un'adesione maggiore alle regole o quantomeno una coscienza maggiore. Questo è l'invito.
E la dottoressa Russo poi vi può dire anche qual è la norma, per cui non so, se lo vuol dire anche subito. Noi diciamo che diamo i nostri dati, vengono comunicati anche alla Protezione Civile e ai sindaci, quindi i sindaci hanno i dati, anche le ULSE danno i dati, cioè hanno i dati dei loro dei soggetti che sono risultati positivi o che sono in isolamento. È chiaro che la finalità è quella, diciamo, della sorveglianza dei soggetti che sono in isolamento, però la parte invece, la finalità della comunicazione circa il pericolo o comunque il contagio presente in un comune rispetto ad un altro può essere utile perché il cittadino possa avere una percezione di rischio migliore rispetto alla propria realtà. Questo non significa che bollettino oggi ne abbiamo 3, domani ne abbiamo 4, però insomma una comunicazione informata rispetto alla situazione epidemiologica del proprio comune può essere utile. Grazie. La domanda era questa invece. Sì. Mi sono rivisto gli appunti di qualche settimana fa quando si è parlato di algoritmo e di modello matematico. Non è che questa impennata di contagi ci abbia un po' colto di sorpresa, nel senso che, se non sbaglio, le previsioni del modello alludevano a segnali di rallentamento interessanti già verso la fine di novembre. Sono passate 2 settimane e sto rallentamento non lo vediamo, o sbaglio? No, ma io ho anche detto, e avete, scusatemi, anche l'obbligo di ricordarlo, tutte le volte ho detto guardate che il Covid ogni giorno ha la sua pena e ci ha sempre abituato, mi ricordo le frasi che vi dico, a cambi repentini di direzione. Cioè non è, perché se il tema è che comunicare diventa una, come si può dire, una colpa per aver descritto la situazione, noi qui siamo come il tampone, diamo la foto dell'istantanea del giorno. Basta, cioè, questo vi possiamo dire e vi ho sempre sottolineato, guardate che sono modelli previsionali, cioè non sono certezze. Probabile che domani ci siano le curve che cominciano a flettere fortemente e fra una settimana stiamo qui a dire ma quanto ci siamo preoccupati, però oggi abbiamo ragionevoli motivazioni per dire che se non, ai veneti che sappiano che la situazione è in mano loro. Cioè non esiste che si delega tutto alle scartoffie. No, ma guardi che questa non voleva essere. No, ma io Al dico... contrario, voglio dire, noi apprezziamo sempre la trasparenza nella comunicazione. Guarda, e di questo diamo atto, solo che evidentemente questo maledetto virus ha anche delle impennate, dei salti, delle varianti imprevedibili. Considera una cosa, intanto mi scuso per una roba, a volte io rispondo alle vostre domande e voi dite ma perché divaga? Perché voi dovete considerare che oltre a voi ci sono anche le dirette, quindi ho bisogno anche che il cittadino capisca che, perché con voi potrei rispondere in 3 secondi, ma il cittadino magari non sa la cronistoria di quello che è accaduto prima. Però guardate, io penso che noi siamo l'unica realtà in Italia che fa un punto stampa per i cittadini grazie a vostra mediazione tutti i giorni. E questo a me sembra un valore, ma non veniamo qui solo i giorni belli, veniamo qui anche i giorni brutti, se avete osservato. L'abbiamo sempre fatto. Cioè il 31 marzo con 350 terapie intensive e il 1° aprile con 2028 ricoverati, eravamo qui. Non è che ci nascondiamo i periodi brutti. Ovvio è che è disdicevole pensare che qualcuno voglia sempre far passare l'idea che il Covid la presenza è direttamente proporzionale all'incapacità delle amministrazioni. Vi ricordate quante volte vi ho detto, quando mi chiedevate la prima fase della Lombardia, guardate che col Covid vi dicevo ci vuole anche fortuna, perché il 21 febbraio c'eravamo noi alla Lombardia. A Lombardia è arrivata una scossa di terremoto che ha tirato giù tutto. A noi è andata meglio, perché se è entrato a Venezia, è entrato e uscito subito velocemente, per dire. Non ce lo spieghiamo ancora oggi come mai sia accaduto questo a Venezia. Quindi la letteratura scientifica ci spiegherà molti di questi fenomeni, ma purtroppo in questo momento la stiamo vivendo. Mi perdoni se posso aggiungere Prego. una battuta, ma provo a dare voce a tante cose che si sentono e si leggono. Allora,
Personalmente, ma credo che molti insomma concordino, troverei rozzo, grossolano, anche sprovveduto esaltare o deprimere gli amministratori locali per l'andamento del contagio. Sono parte in causa, ma è difficile affermare che un fenomeno globale di queste caratteristiche dipenda dal singolo atto dell'amministratore Magari dipende dal regionale o singolo atto. locale. Ecco, sarebbe veramente una cosa. Detto questo, però, se c'è, lei continua a fare appello al senso civico e ai comportamenti corretti. Io ieri ho parlato un attimo con il sindaco di Treviso che mi ha detto: a un certo punto a Treviso, insieme alla polizia municipale, siamo andati nei parcheggi, abbiamo registrato 70.000 ingressi di gente che arrivava da Brescia, da Ferrara, da Rovigo, da Parma per fare shopping. Allora, a un certo punto anche la moral suasion deve arrendersi. Se Infatti- bisogna usare dei metodi drastici, Infatti oggi c'è una si riunione, usino. Filippo. Oggi hai assolutamente ragione e apprezzo anche queste parole. Dico che oggi infatti c'è una riunione. Però sapete, è anche vero che questo è un percorso, perché quanto abbiamo predicato e quanto abbiamo invocato la centralità del cittadino rispetto alle scelte. Molto probabilmente abbiamo la stragrande maggioranza dei cittadini che sono cittadini, altri sono solo consumatori e quindi hanno bisogno solo di regole. Che è la regola del negozio, no? Entri, regole, scaffale, prezzo, scontrino, borsa, fuori. Scusatemi, no? C'è probabilmente anche la comunicazione, non sto parlando di voi, in generale, in questi ultimi 20-30 anni è stata una comunicazione che ha sempre detto al cittadino: tu sei centrale nella comunità, sei la sublimazione della democrazia. Però la verità poi cosa ne viene fuori? Ne viene fuori che quando il popolo chiama, la democrazia deve rispondere. E qui vedete che l'interesse comune, il bene comune viene meno. Cioè la città di Treviso piena o Padova, quello che è uno specchio della società che ti dice: guarda, a me dei problemi degli altri non me ne frega niente. Inutile che giriamo tanto attorno al discorso. O peggio ancora, penso anche che non esistano i problemi. Poi magari lo stesso va in ospedale perché si tira una martellata al dito e scrive a voi la lettera di protesta perché ha aspettato tanto in pronto soccorso. Domandate perché. È ovvio che è la vittoria del consumismo. Bene. Presidente, scusi, io ho sentito Marchiori. tantissime persone Sì. dire se hanno aperto tutto significa che non c'è alcun problema, cioè tanto per far capire, per cui dicono abbiamo tutto aperto, prendiamo, andiamo. Guarda, io posso farti un esempio. Sì, sì. Chi è di noi che camminerebbe in un campo dove c'è una scritta all'inizio del Ma campo? infatti. No, pericolo mine. Chi è che ci andrebbe a camminare? Nessuno? Se ci pensate, nessuno. Il problema è che non è percepito il campo minato. E questo è il vero tema. Si pensa che il cartello messo ai bordi del campo sia un farlocco. Perché c'è qualcuno che dice: ma ora io ho fatto una corsa, ho avuto culo, io non sono saltato per aria. E quindi corriamo tutti nel campo minato. Sì, però qualche tempo fa avevamo detto chi tra di voi adesso rispetto a marzo non ha avuto qualcuno, magari tra amici e parenti, che ha contratto il Covid e quindi ci ha avuto a che fare quasi direttamente, quindi lo si è toccato con mano di più in questo periodo rispetto Sì, a marzo. noi abbiamo più di 4.000 morti, ma dovete pensare che su 5 milioni di viventi l'esperienza sostanziale è quella della conoscente che è stato pauci sintomatico, è stato ricoverato 4-5 giorni e è tornato a casa, sta bene. Perché un caso su due che tu incroci già si è avuto 2 o 3 giorni di febbre. Questa è la frase. E quindi si sta banalizzando sta vicenda. Ma c'è una parte alta della malattia, che è quella acuta, che è mortale. E questo non lo si capisce. Perché? Perché si accarezza l'idea che riguarda solo una fascia di età e questo è ancora più vergognoso. Con questo vi saluto. Grazie. Prego. Collettori di domande in diretta sulla base Vabbè, di ma è quello giusto. che lei dice è l'evoluzione del dibattito in streaming. Anticipo l'obiezione che altrimenti si troverebbe domani sul giornale. Prego. Zaia traccia un quadro complicato, molto difficile,
perché non assume ordinanze più restrittive, per esempio anche sul tema delle scuole, se lui le ritiene una bomba biologica innescata, perché i presidenti potrebbero chiudere le scuole. Le giro la domanda così come me l'hanno Ma fatta. noi le scuole, innanzitutto le superiori, sono chiuse e questo l'abbiamo fatto con un'ordinanza, vorrei ricordare. Per quanto riguarda le scuole dell'infanzia, considerato anche il livello di impatto del virus sui bimbi dal punto di vista epidemiologico e viste anche le direttive nazionali, ci siamo adeguati come si dice, alle indicazioni nazionali di tenere aperte le scuole dalle medie in giù, perché poi lì si somma un altro problema che è quello dei minori e del poter accudire i minori. C'è tutta una sommatoria di valutazioni, no? Cioè non è, guardate, qui non è, io capisco che magari a stare seduti sulla tribuna del campo da calcio diventi anche capocannoniere, a star lì seduto dici, cavolo, se fosse io, cioè, saprei come fare, no? Però la verità è che ogni scelta qui deve essere ponderata mettendo prima di tutto la salute davanti e dopo viene il resto, ma anche mettendo la salute bisogna rendersi conto di quello che si fa. Cioè, sembra tutto semplice. Guardate, se io parlo con uno a favore del lockdown mi dice di chiudere tutto. Ce n'è tanti in Veneto, eh? Parli con altri, ti dicono ma potremmo fare fine settimana, altri ma potremmo fare i confini comunali e poi c'è la stragrande maggioranza che è liberista totalmente, cioè festa grande e via. Poi sapete che abbiamo ristoranti che fanno musica per recuperare fino alle 6 di sera. Cioè, questo vuol dire che il problema è nostro, non è di quello che prende la musica, fa, io non ce l'ho con la musica, cioè no. Bene, a sto punto l'assessore... Sì, vi lascio sui vaccini, sono molte novità. Sui vaccini. Prego. Grazie, buongiorno. Prego, assessore. Sì, allora, noi abbiamo fatto un incontro sabato pomeriggio tra regioni, governo, ministro Speranza, ministro Boccia e commissario Arcuri, perché c'è stata un'accelerazione che era poi l'accelerazione che aveva anche anticipato il presidente dicendo che si comincerà a vaccinare dopo l'Epifania, no? Quindi l'accelerazione è che entro la prima metà di gennaio arriveranno le prime dosi e si inizierà a vaccinare il primo comparto, ossia ricordiamolo, il primo comparto è tutto quello del mondo sanitario e il mondo delle RSA, quindi delle strutture per anziani. Quindi l'incontro voleva verificare e abbiamo confermato, perché dovevamo entro ieri sera delle 22 confermare i nostri numeri, quindi aggiornare e confermare i numeri di questo primo lotto, che se vi ricordate era di 177.000 dosi, che poi vanno duplicate perché appunto c'è la prima dose e la seconda dose. C'è stato un confronto acceso su inclusione di vari settori e quindi il nostro quantitativo è aumentato a 185.000 dosi, 184.000 e rotti, insomma quasi 185.000, perché abbiamo inserito anche tutta la sanità privata, perché tutto il mondo sanitario quindi convenzionato privata, perché alcune regioni l'avevano inserito, altri non l'avevano inserito. Quindi intanto il primo passaggio è stato questo. Ci è stato chiesto anche, ma cosa pressoché impossibile, insomma, di avere entro fine settimana una preadesione di chi si farà il vaccino. Una preadesione di chi si farà il vaccino, ma cosa che le regioni hanno detto se non ci sono già le indicazioni, insomma, diventa un po' impossibile e quindi entro questa settimana, insomma, entro fine settimana. Da qui, insomma, il commissario si è comunque impegnato a mandare entro l'inizio della settimana, quindi oggi in teoria, e poi noi lo distribuiremo, insomma, all'interno delle aziende sanitarie, un bugiardino già, diciamo, tradotto con le indicazioni, insomma, per quanto riguarda appunto il vaccino Pfizer da distribuire, insomma, all'interno delle aziende sanitarie. Però, insomma, è chiaro che diventa difficile, questo le regioni, insomma, l'hanno detto, insomma, avere una sorta di questo tipo. Noi abbiamo comunque messo in moto la macchina organizzativa con il coordinamento della dottoressa Russo. La dottoressa Russo appunto coordina il tavolo in cui ci sono rappresentate tutte le direzioni sanitarie nostre, quindi tutte le direzioni dell'area sanità e sociale, partendo dalla logistica, alla distribuzione dentro gli ospedali, alla distribuzione dentro le RSA,
alle altre fasi, che saranno quelle della seconda fase, insomma, quindi successiva, quella dei servizi essenziali, per poi arrivare alla terza fase, che è quella della popolazione indistinta, ossia la popolazione che rimane dopo aver appunto dato seguito ai servizi essenziali, alla popolazione più anziana, quella che rimane indietro, per capirci, da questa prima fase. I 7 ogni 3 mesi, loro ci hanno detto più o meno trimestrali, quindi questa arriverà fino a fine febbraio, questa prima fase, poi comincerà la seconda fase e poi la terza fase. Quindi per giugno, le indicazioni sono che per giugno il commissario pensa di aver completato la vaccinazione complessiva, sempre su base volontaria. Scusami, per giugno il commissario? Pensa di riuscire a completare la vaccinazione divisa per queste 3 prime fasi, per queste 3 fasi. Quindi la prima fase operatori sanitari RSA, seconda fase il resto del mondo degli anziani, gli over 60 per capirci, quelli con le patologie, i servizi essenziali, quindi forze dell'ordine, eccetera. Terza fase, la popolazione indistinta che rimane. Giugno, ho detto, più o meno il commissario si è espresso per giugno, insomma, vista questa accelerazione. Dopodiché capiremo, insomma, se sarà giugno. Vi mandiamo la tabella aggiornata, che così lo vedete. Vi mandiamo la tabella aggiornata che abbiamo inviato ieri sera al commissario Arcuri, che quindi lo vedete anche suddiviso per MMG, PLS, sanità privata, insomma vedete tutto, quindi vi mandiamo la tabella aggiornata. Chiudo solo, allora, noi in questa prima fase la vaccinazione dovrà essere fatta con personale nostro, perché voi sapete che è partito un bando a livello di protezione civile per avere appunto personale dedicato, si parla di 12.000 tra infermieri e medici, con bando nazionale per avere personale dedicato, ma in questa prima fase non è possibile, perché appunto si avrà solo più avanti, verrà utilizzato il personale nostro, quindi noi stiamo già predisponendo anche la suddivisione, insomma, di quanto riguarda l'equipe, che soprattutto per quanto riguarda le RSA dovranno quindi dai singoli ospedali, dalle singole aziende sanitarie andare all'interno delle RSA per fare il vaccino. I vaccini verranno stoccati nei 7 hub, quindi nei 7 presidi hub ospedalieri, e poi da lì verranno distribuiti in ogni singolo struttura sanitaria affinché ci sia la vaccinazione, e poi anche programmate per le RSA, e quindi con anche delle equip mobili che andranno a vaccinare all'interno delle RSA. Domani farò un incontro con le RSA, quindi con le 2 associazioni, per chiedere la massima collaborazione, insomma, e coinvolgimento, visto insomma che il tempo è un tempo molto ridotto. La dottoressa Russo, se volete, può darvi anche qualche specifica superiore. Io volevo chiedere un numero anzitutto. 185.000 vaccinazioni per la fase 1. Sì. Sono la richiesta del Veneto o sono garantite già dal commissario Arcuri? Sono la richiesta che il Veneto ha fatto in base ai numeri del personale tutto del sistema sanitario, del sistema extraospedaliero RSA. Le faccio questa domanda perché sabato la tabella diffusa dal Ministero della Salute indicava 146.000 vaccinazioni per il Veneto. Ma infatti c'era una tabella che diceva 146.000 e un'altra 152.000. La riunione è servita proprio per cercare di allineare tutte le regioni, perché ci sono anche delle differenze molto molto forti tra regioni e regioni, perché qualcuno aveva inserito tipo le strutture private accreditate sanitarie, qualcuno non aveva inserito i medici di medicina generale, non aveva inserito i PLS, qualcuno non aveva comunque inserite le strutture extraospedaliere, appunto perché non hanno molte RSA. Insomma, è stato un momento di chiarimento per effettivamente fare una ricognizione complessiva. Noi ieri, gli uffici della dottoressa Russo hanno lavorato e quindi abbiamo fatto un'ulteriore ricognizione su tutto il settore appunto sanitario, pubblico e non pubblico, e ne sono emersi questi numeri che abbiamo mandato ieri sera al commissario. Prego. Do altre domande? Posso io una... no. Giacomuzzo, Marchiori, e poi chiudiamo, grazie.
chiedo scusa, ma non ho sentito bene, parlavate di una fase di pre-adesione e di un bugiardino. Mi può ripetere i concetti perché proprio materialmente non ho sentito. Lo faccio e che cosa dire serve? in maniera tecnica alla dottoressa Russo. Allora, il bugiardino a cui si riferisce l'assessore, diciamo che è praticamente la scheda tecnica del vaccino, che al momento noi non abbiamo. C'è quella che è stata diffusa in Gran Bretagna, dove hanno iniziato la vaccinazione, e quindi le regioni hanno chiesto che il testo possa essere disponibile per gli operatori sanitari. Allora è stata chiesta una sorta di pre-adesione, perché si vuole capire da livello centrale anche come si può tarare eventualmente la distribuzione del vaccino sulla base di quelle che potrebbero essere le adesioni. È chiaro che fare questa stima è molto difficile ed è stato fatto presente dalle singole regioni. Uno, perché appunto gli operatori sanitari e tutti quelli che dovrebbero vaccinarsi non hanno ancora le informazioni sufficienti, ma al di là di questo, che comunque insomma potrebbero già essere reperibili, è anche difficile in questo momento quando non abbiamo ancora il vaccino. Quindi quello che noi faremo, d'accordo insomma con l'assessore e col presidente, sarà quello di stimare insomma quello che può essere l'adesione, e certamente non avremo né è possibile avere insomma il nome e cognome di quelli che già sono, diciamo, disponibili a vaccinarsi. È chiaro che tutte le vaccinazioni, noi abbiamo un sistema di anagrafe vaccinale che voi conoscete da tempo, abbastanza preciso e puntuale. Nel momento in cui inizieremo la vaccinazione, tutti i soggetti che costituiscono il target della vaccinazione vengono caricati. Man mano che le persone si vaccinano sono registrate in tempo reale, e quindi avremo la possibilità di dare verso gli organismi centrali l'adesione puntuale del singolo soggetto che si vaccina, e per noi valutare insomma la distribuzione e la disponibilità del vaccino, che viene fatto naturalmente a priori sulla base insomma della popolazione, del target che si deve vaccinare per ogni struttura, come ha detto l'assessore. Marchiori. Sì, ecco, io ho una domanda che per la dottoressa Russo. Allora, volevo capire una cosa. Chi ha contratto il virus non in maniera pesante, ma magari lieve o comunque asintomatico, il vaccino lo deve fare? Lo so che su questa cosa si sta ancora cercando di capire, lo si sta studiando, ma volevo capire se è possibile avere già una risposta. Allora, non abbiamo una risposta, nel senso che anche noi come diciamo tecnici abbiamo chiesto queste indicazioni al Ministero, e quindi ci verranno fornite. E quindi in prima istanza, chiaro, la vaccinazione è destinata a tutti quelli che consideriamo tra virgolette suscettibili, perché è giusto che sia così, perché chi non ha mai avuto contatto con il virus è il cosiddetto soggetto suscettibile, e noi dobbiamo evitare che nel momento in cui viene a contatto con il virus possa sviluppare la malattia. Quindi il primo target è per tutti i suscettibili. Poi per quanto riguarda tutti gli altri che magari hanno avuto insomma diagnosi di aver avuto contatto con il virus, io credo, per quella che è l'esperienza vaccinale, che non ci sia nessun problema, anzi la vaccinazione possa rappresentare una dose booster che rafforza l'immunità che il soggetto ha avuto con diciamo l'incontro naturale con il virus, e questo lo sappiamo per esperienza nei confronti di altre malattie. Però è chiaro che prima di esporci in questo senso aspettiamo quelle che saranno le indicazioni da parte del Ministero. Grazie. E poi si saprà già eventualmente se chi effettua questo vaccino lo farà una volta e basta, oppure c'è già Allora, una... gli studi al momento, proprio perché la tempistica è piuttosto breve, perché voi sapete che insomma ci sono delle coorti che vengono seguite nel tempo per valutare la durata dell'immunità. Si è visto che dopo la prima dose c'è già una ottima risposta anticorpale che si rafforza con la seconda dose. Questa seconda dose viene fatta dopo 19-23 giorni, e si è visto che l'immunità si mantiene alta per un certo periodo di tempo, che finora
è stata valutata fino a 6 mesi, ma non abbiamo ancora, naturalmente lo vedremo via via che passa il tempo, notizie sul fatto che sia necessaria una terza dose o meno. In genere dall'esperienza risulta sempre che dopo le prime dosi, che vengono fatte all'incirca ad una distanza di 4 settimane, segue poi una terza dose che però non sappiamo ancora, perché gli studi ancora non ci consentono di insomma fare questo tipo di ipotesi. Le prime due dosi sicuramente, perché dopo la seconda dose si vede che la risposta immunitaria non solo si rafforza ma si mantiene. Grazie. E con Emiliano, poi chiudiamo. No, Filippo, avevi una domanda? Un numero, Emiliano, è un numero proprio. Il presidente Zaia ha detto che ci si attende una adesione non inferiore ai 2,5 milioni di persone in Veneto. È una stima realistica, siccome parlava di stima in relazione alla richiesta di Arcuri che vorrebbe le preadesioni. Beh, le stime le facciamo in base alla popolazione target, Sì. e quindi avremo gli operatori sanitari, come ha detto l'assessore, poi avremo la popolazione generale suddivisa in soggetti ultra sessantenni e categorie a rischio, e poi se avremo il vaccino anche popolazione generale. Quindi l'adesione va valutata in rapporto a questo. Quindi io non so se saranno 2,5 milioni o se saranno 4,5 milioni. Dipenderà, uno, dalla disponibilità del vaccino e due, anche dalla percezione del rischio dei soggetti appartenenti a questi target. Ah sì, dimenticavo, abbiamo fatto anche, non solo noi, ma anche altre regioni, la richiesta di, oltre alle RSA in questa prima fase, siccome abbiamo comunque tanti anziani over 80 anni che sono a casa, di poter vaccinare non solo quelli dentro le RSA, ma anche gli over 80 anni. Ci faranno sapere e in questo caso, insomma, aumenteremo chiaramente il nostro quantitativo, la nostra richiesta. Emiliano. Dottoressa, buongiorno. Solo una curiosità tecnica. So che questo vaccino va conservato a meno 80 gradi e parlava prima di stoccaggio. Quindi dove insomma intendete... Nei 7 ospedali hub. Ok, quindi avete delle strutture, delle celle frigorifere, immagino, che Certo. riescono... Sì. E la curiosità è rivolta alla fialetta, diciamo, mi perdoni che non conosco bene i dettagli. Anche questa deve essere conservata, Allora, cioè come funziona nel momento in cui io lo estraggo dalla cella frigorifera? Quel passaggio mi incuriosisce e dico una sciocchezza se posso. Vista la grande attesa legata a questo vaccino, ci sarà poi anche un cordone di sicurezza appunto pensato e strutturato. Diventano Il vaccino sarà trasportato dall'esercito, questo c'è stato ma parlavo di confermato. dove lo stoccate. Cioè, allora, sarà presidiato dall'esercito. Presidiato dall'esercito, questo ci è stato confermato dal commissario. Grazie. Mi spiega allora la questione della no, fialetta? allora il vaccino deve essere conservato a meno 80 Grazie. e questo praticamente viene garantito. Questo viene garantito nei punti di stoccaggio e durante il trasporto. Nel momento in cui arriva nella sede vaccinale dove deve essere somministrato, il vaccino viene diciamo mantenuto, può stare fino a 6 ore ad una temperatura che non è più di meno 80, senza perdere le proprie caratteristiche. Per cui il vaccino tra l'altro viene ricostituito e poi suddiviso nelle singole dosi, perché arriva in multidose, da 10 dosi per ogni flacone, per cui abbiamo la disponibilità di siringhe di precisione, per cui vengono preparate in rapporto alle persone che noi abbiamo previsto per quella seduta vaccinale. Senta, ha parlato, ne approfitto, di siringhe. Sentivo di recente una polemica legata, insomma una paura legata, oltre alla polemica legata proprio a questi mezzi, cioè le siringhe. Rischiamo qualche mancanza? Allora, il commissario ha garantito che tutto il materiale sarà fornito dalla parte centrale nazionale, quindi non ci sarà nessun problema di reperimento di queste attrezzature. Il presidente Zaia aveva già annunciato che comunque noi ci stiamo attivando anche tramite Azienda Zero, proprio per evitare qualsiasi tipo di problema. Vi ringrazio. Grazie a tutti, a domani.